La giornata per il dialogo cristiano-ebraico apre le porte agli appuntamenti inseriti nel calendario della settimana ecumenica per l'unità dei cristiani. Sabato sera alle 21, nei locali della parrocchia di Maria Madre della Chiesa Lavagna, la lettura artistica del libro di Esther a cura di Miriam Camerini, per riflettere sul dialogo fra cristiani ed ebrei. Per quanto riguarda la settimana ecumenica, la celebrazione sul nostro territorio sarà venerdì 25 gennaio. Sì, è interessante appunto che la giornata del dialogo cristiano-ebraico apre alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, a ricordarci come appunto il dialogo con gli ebrei è un po' alla radice, no, di ogni altro dialogo, e quindi come ogni anno, questa ormai è una tradizione che va avanti da tanto tempo, anche in diocesi proponiamo una serata di preghiera comune, condivisa tra evangelici, ortodossi e cattolici. Sarà venerdì 25 gennaio, sempre alle 21, questa volta a Chiavari, nella chiesa di San Giovanni Battista. Nell'ambito della settimana ecumenica si chiude a Rapallo il quinto seminario dedicato all'ecumenismo organizzato dall'Accademia Culturale di Rapallo, con una tavola rotonda dedicata al rapporto fra cristianesimo ed Europa. Verrà affrontato come il cristianesimo ha influenzato l'Europa e dove e come influencerà l'Europa. Se l'Europa è veramente cristiana o non è cristiana. E poi in realtà l'Europa, quando noi parliamo dell'Europa ormai unita, no? Siamo tutti europei, popoli, eccetera. Si tenta di fare l'Europa unita, si tenta di fare anche la Chiesa unita. Allora si tenta di dire che l'Europa è cristiana, non è più ortodossa, cattolica o protestante, ma tutti i cristiani ormai ci siamo riunificati nello stesso Cristo e abbiamo la stessa fede. Allora questi temi verranno affrontati. Che dialogo vogliamo, dove ci porta questo dialogo e quale sarà il suo effetto. L'effetto, tutti auspichiamo che tutti i cristiani siano uno, come il Padre è uno nel Figlio e il Figlio è uno nel Padre e nello Spirito Santo, così anche noi siamo uni nella verità.